Buongiorno da Taglio di Po, siamo davanti al municipio, siamo con l'assessore Alessandro Marangoni e con il rappresentante Plastic Free, il celeberrimo Riccardo Mancin. Perché? Perché giustamente tra le tante cose fatte a Taglio di Po c'è questa iniziativa, come si chiama? No cicche? Come possiamo chiamarla, Riccardo? Se la butti non vale una cicca, è il nostro slogan. Ecco, vedi che ci avevo quasi preso. Sì. Ditemi cosa avete fatto. Ma abbiamo, grazie al supporto dell'amministrazione comunale, installato 2 raccogli mozziconi cilindrici, visibilissimi perché sono proprio l'emblema del mozzicone, hanno lo stesso colore, quindi si possono notare da distante, con un cartello dedicato, col logo del comune, il logo di Plastic Free e uno slogan: il tuo gesto conta, perché siamo convinti che sia importante responsabilizzare le persone a usare un po' la testa per quel che riguarda questo rifiuto che purtroppo è onnipresente e ne troviamo tantissimi, è impattante. 14 miliardi è la stima in Italia di mozziconi sversati ogni anno, abbandonati, e quindi dobbiamo cominciare a cambiare un po' l'andazzo e cominciamo da questi piccoli grandi gesti. Ecco, Assessore, il Taglio di Po è uno dei pochi comuni, non dovrei sbagliare, anzi spero di non sbagliare, Pontecchio e Taglio di Po solamente nella provincia di Rovigo, quindi avete anche una responsabilità importante. Non solo la sua amministrazione, anche l'amministrazione precedente ha appoggiato Plastic Free. Questo connubio che soddisfazione vi sta dando? Principalmente il motivo per cui io ho inteso come amministrazione comunale sponsorizzare l'associazione Plastic Free è prima di tutto per l'opera fattuale che loro svolgono all'interno del nostro territorio comunale, tant'è che quotidianamente mi arrivano immagini da parte loro di tutta l'attività che fanno, ad esempio sugli argini del Po, ma non solo, nelle zone un po' più diciamo nascoste e periferiche del paese, dove purtroppo ci sono ancora persone che sversano rifiuti in maniera incontrollata. Per quanto riguarda questo specifico progetto è un altro motivo per cui noi intendiamo sostenere Plastic Free, per la divulgazione della cultura del non abbandono dei rifiuti che fa per Taglio di Po. Ne parlavamo prima di questa intervista, sempre con riferimento proprio preciso ai raccogli mozziconi, la cultura sbagliata, ovvero chi ha visto mentre stavano installando questi raccogli mozziconi ha detto: ma cosa vuoi che servano? Questa è un'affermazione che mi fa male. Innanzitutto perché già si parte con il presupposto di dire: ma ascolta, vanno meglio a terra piuttosto che lì dentro. Anche che fosse una sola cicca che va lì dentro, secondo me ne è valsa la pena, perché? Per quello che dicevo prima, per divulgare una cultura che è volta a non abbandonare i rifiuti, e su questo Plastic Free per noi è molto importante. Hai fatto trappole quando, Assessore? Abbiamo ottenuto giusto ora un finanziamento per installare fototrappole a Taglio di Po, proprio per contrastare l'abbandono indiscriminato di questi rifiuti, specialmente sull'argine del Po. Ma vorrei già dire anche un'altra cosa per chi ancora non lo sa, e spero che lo vengano a sapere tramite anche questa comunicazione di oggi. È stato cambiato di recente, dall'ottobre di quest'anno, il testo unico sull'ambiente, dove è stata riformulata la norma. Mi ricordo il primo incontro che abbiamo fatto su Plastic Free quando Taglio di Po è stato premiato, abbiamo fatto l'incontro qui in comune con lei, signor Maggi, dove mi chiedeva: ma finché la sanzione è una sanzione amministrativa di poche decine di euro, probabilmente la gente non capisce l'importanza di questo. Al di là che una sanzione per un comportamento che va contro le norme sia sempre utile in funzione generale preventiva, ora voglio dire che è cambiata la norma e quindi un abbandono del rifiuto da parte del privato è diventato sanzionabile penalmente, e su questo ci stiamo già coordinando anche con il nostro comandante dei vigili e la Procura della Repubblica di Rovigo per cercare di fare anche un piano di comunicazione per spiegare alla gente che forse conviene più portare i rifiuti in ecoambiente nel centro di raccolta nell'ecocentro che abbiamo qui a Taglio di Po, o differenziarla a casa e semmai chiedere che venga raccolta davanti a casa se sono rifiuti ingombranti.